La CMB Porto Torres è un coach che insomma è di quelli che davvero ci mette anima e corpo. I complimenti appena arrivati dalla FIP a corredo di quella che è una stagione come d'altronde le altre, decisamente soddisfacenti e perché no, sempre in crescita. Coach. Beh, è stata sicuramente una stagione molto impegnativa, come dico spesso ai nostri ragazzi, noi siamo qui perché ce lo siamo meritati, abbiamo fatto oltre 120 allenamenti, abbiamo iniziato la preparazione il 20 di agosto con il nostro preparatore atletico Marco Pinna, che non finirò mai di ringraziare, e ragazzi che si sono veramente spesi anima e corpo per tutta la stagione. Abbiamo credo anche espresso un buon basket per la nostra categoria, molto veloce, difesa aggressiva, insomma ci siamo divertiti. C'è la possibilità di continuare a crescere, credo che nel mondo della pallaspicchi CMB ormai si sia ritagliato un posto decisamente al sole. Beh, c'è la possibilità di crescere, anche se devo dire che i vincoli economici sono importanti. Il salto di categoria comporterà uno sforzo e quindi io ne approfitto dell'occasione per fare un richiamo alle forze imprenditoriali del territorio affinché ci aiutino a disputare finalmente la Serie C, che sarebbe la prima Serie C per Porto Torres. Buon vento, coach. Beh, buon vento, sicuramente vento in poppa.